Salve, mi chiamo Antonella Sorace, sono docente di linguistica acquisizionale all'Università di Edimburgo, dove abbiamo un gruppo di ricerca che si occupa di bilinguismo e acquisizione delle lingue nell'arco della vita. E facciamo ricerca soprattutto sul linguaggio e gli aspetti cognitivi e linguistici del bilinguismo. Quindi oggi farò una carrellata sulla ricerca sul bilinguismo, concentrandomi in particolare sui bambini e in particolare nella seconda parte della mia lezione sul bilinguismo con lingue minoritarie. Prima di tutto vorrei chiarire che cosa vuol dire bilinguismo. Molte persone pensano che uno non sia bilingue a meno che non conosca perfettamente due lingue dalla nascita. Questo non è il modo in cui concepiamo il bilinguismo. Per noi un bilingue è una persona che conosce due o più lingue o varietà linguistiche e le usa regolarmente, che siano varietà linguistiche imparate fin dalla primissima infanzia, quindi dalla nascita, oppure durante l'infanzia ma in modo consecutivo, quindi una lingua prima e l'altra dopo, oppure anche da adulti giovani, ma anche da adulti più anziani, anziani che cominciano a imparare un'altra lingua. Quindi il bilingue è una persona che ha più di una lingua nel cervello. Il contesto europeo è un contesto interessante perché da una parte il multilinguismo sta diventando sempre più diffuso in Europa, però ci confrontiamo ancora regolarmente con questi fatti. Uno è la mancanza di informazione su cosa vuol dire essere bilingui e su come si sviluppi il bilinguismo e la conoscenza di più lingue. Ci sono molti pregiudizi, li vedremo fra poco, molti di vecchia data, ma anche alcuni più recenti. E la conoscenza delle lingue viene sottovalutata in alcuni paesi europei, uno è la Gran Bretagna dove vivo io, per via dell'importanza dell'inglese come lingua internazionale e quindi la mancanza di motivazione per l'apprendimento delle altre lingue. Negli altri paesi vediamo una priorità quasi assoluta dell'inglese, quindi l'inglese è la lingua da imparare assolutamente e questo va a scapito di molte altre lingue, come vedremo dopo. E le lingue di minoranza, appunto, che cosa rende una lingua utile? Da una parte, appunto, abbiamo detto il valore strumentale, pratico, economico, l'inglese, il cinese, che sta emergendo come lingua economicamente importante. Tutte le lingue hanno un valore sociale e culturale, perché dietro ogni lingua c'è una cultura e quindi un bilingue è spesso una persona anche con familiarità con più di una cultura, ma c'è anche un valore linguistico e cognitivo ed è questo su cui vorrei concentrarmi nella lezione di oggi. Ma diciamo ancora la diversità linguistica, perché ritorneremo a questo punto, perché è importante. Consideriamo che ci sono 6.000, più o meno 6.000 o 7.000 lingue parlate al mondo, ma soltanto 25 lingue vengono parlate in metà della popolazione mondiale. Il che vuol dire che la stragrande maggioranza delle lingue sono lingue minoritarie in tutti i paesi in cui vengono parlate. E quindi questo è molto importante. 25 lingue su più o meno 7.000. È veramente incredibile questo e questo mette a repentaglio moltissime, la stragrande maggioranza di tutte le lingue. Allora, faremo un breve viaggio nella ricerca e proveremo a distinguere i miti dai fatti, quindi i pregiudizi da quello che sta emergendo dalla ricerca. Quindi questa è una prima distinzione che faremo, ma faremo anche un'altra distinzione tra scienza e fantascienza, perché ci sono sempre più pregiudizi che si originano da una mancata comprensione della ricerca.
Quindi i pregiudizi di vecchia data, i pregiudizi comuni. Uno è che un bambino bilingue fin dall'infanzia sia confuso. Un bambino bilingue non impara a parlare bene nessuna lingua, e questo è un pregiudizio ancora molto comune. E connesso a questo pregiudizio è il fatto che se si danno due lingue a un bambino molto piccolo, si mettono a repentaglio anche altri aspetti dello sviluppo cognitivo o dello sviluppo sociale, quindi ritardi nello sviluppo perché il cervello è sotto pressione dall'esistenza di più di una lingua. Cattivi risultati a scuola, anche questo è un pregiudizio molto comune, soprattutto nei confronti dei bambini immigrati che vengono da un altro paese e quindi portano con sé un'altra lingua, la lingua di origine, e quindi vengono scolarizzati nella lingua della nuova comunità. Quindi la previsione è che questo sia un problema che può portare a risultati inferiori a scuola. E come si diceva prima, il pregiudizio che ci siano lingue utili e lingue inutili, e quindi le lingue strumentalmente utili e molte lingue minoritarie o di immigrazione che non siano utili. Vedremo perché questo è sbagliato. Che cosa dimostra la ricerca? La ricerca dimostra che conoscere più di una lingua, avere più di una lingua nel cervello, può dare una serie di vantaggi sia a bambini che a adulti. Per esempio, i bambini molto piccoli, vi ricordate il pregiudizio sulla confusione del bambino piccolo? In effetti c'è moltissima ricerca che dimostra che anche i bambini bilingui molto piccoli distinguono le loro lingue, sono in grado di distinguerle, e persino i neonati. È stato provato che se un neonato è stato esposto a più di una lingua in periodo prenatale, il neonato, il bambino viene al mondo con una sensibilità verso quelle due lingue che ha sentito prima di nascere. E quindi anche a questo livello c'è ovviamente una prova che non ci sia confusione nei bambini molto piccoli. Quando osserviamo gli stadi di sviluppo nel bambino bilingue, gli stadi di sviluppo sono molto simili a quelli nel bambino monolingue, con alcune differenze certo, ma in genere parliamo delle stesse tappe evolutive nei bambini bilingui e nei bambini monolingui. Sappiamo che i bambini bilingui inizialmente hanno un vocabolario più ristretto dei monolingui. Questo è semplicemente dovuto al fatto che il vocabolario è distribuito su due lingue invece di essere tutto in una lingua. Quindi il vocabolario complessivo nel bambino bilingue può essere più ampio che in quello del bambino monolingue, ma in ciascuna lingua può essere più ridotto, almeno fino a una certa età. E quando guardiamo un fatto che preoccupa molto in genere i genitori, ma anche gli insegnanti dei bambini bilingui, la cosiddetta mescolanza delle lingue, che sembra essere apparentemente un segnale di confusione. In realtà la mescolanza delle lingue ha delle regole molto precise. Segue delle regole proprio grammaticali, non è una mescolanza casuale, ma segue delle regole ben precise, dove si possano inserire le parole dall'altra lingua, per esempio. E il bambino le impara molto, molto presto, e sono le stesse regole di mescolanza che vengono poi seguite dagli adulti bilingui in alcune comunità linguistiche bilingui. Ed è anche un indice di creatività, è una strategia di comunicazione che i bilingui usano nel parlare tra di loro, se sono coscienti di parlare con un'altra persona che conosce entrambe le lingue. Quell'esempio è tratto da
uno dei miei figli, cresciuto bilingue con l'italiano e l'inglese, e ovviamente la cosa strana di quella frase è la parola crunciose, che non esiste in italiano ed è chiaramente un calco sull'inglese crunchy, quindi patate arrosto, patate arrostite. Però se si guarda quella frase è una frase perfetta dal punto di vista dell'italiano, sia rispetto all'ordine delle parole, sia rispetto a aspetti della grammatica italiana come l'accordo tra il nome e l'aggettivo e quindi è la posizione dell'aggettivo che segue il nome, come dovrebbe essere in italiano. Quindi ottima conoscenza dell'italiano. Quindi il riassunto provvisorio fino adesso è che un bambino bilingue non è svantaggiato, però siamo solo a metà, questo è il minimo che si possa dire. Possiamo dire in realtà molto di più. Per esempio cosa? Possiamo dire, sulla base della ricerca, che i bambini bilingui hanno in genere migliori abilità metalinguistiche. Questo vuol dire che i bambini bilingui hanno una comprensione implicita, spontanea, di come funziona il linguaggio in genere, il che vuol dire non sapere recitare le regole grammaticali, ma avere proprio una comprensione naturale della struttura delle lingue. E questo li porta ad essere avvantaggiati rispetto all'apprendimento delle lingue, quindi partire già da 2 lingue vuol dire che impararne una terza o una quarta diventa più facile. E ci sono dei vantaggi selettivi nei processi di alfabetizzazione, quindi processi di lettura. Un bambino che impara a leggere, e soprattutto le lingue a scrittura alfabetica, come l'italiano, ma anche il francese, lo spagnolo, anche il russo, anche il greco, che hanno diversi simboli, ma sono sempre sistemi alfabetici, hanno dei vantaggi proprio nell'apprendimento della lettura dovuti all'avere più di una lingua. Al di fuori dell'ambito linguistico, i bambini bilingui hanno una consapevolezza precoce che è possibile avere un'altra prospettiva in genere, quindi che è possibile avere un altro punto di vista rispetto a loro. Questo deriva dal fatto che un bambino bilingue si accorge molto presto che non tutti sono bilingui e quindi devono scegliere la lingua a seconda della persona con cui parlano. Ma questo vuol dire uscire dalla propria prospettiva linguistica e apprezzare la prospettiva linguistica altrui. E quindi questo viene esteso al di fuori del dominio linguistico e produce una maggiore consapevolezza che è possibile in generale avere una prospettiva diversa sulle cose. La ricerca dimostra anche un migliore controllo dell'attenzione nei bilingui e una migliore capacità di gestire conflitti tra informazioni e quindi una maggiore flessibilità mentale e capacità di adattamento a diverse situazioni. Vedremo fra un attimo a che cosa è dovuto a questo maggiore controllo dell'attenzione, che vuol dire abilità di prestare attenzione a cosa importa, agli fattori importanti rispetto a quello che si sta facendo e ignorare i fattori meno importanti che ci possono distrarre da quello che stiamo facendo. Questo è un esempio, per esempio, questo è un compito molto famoso che viene fatto nella ricerca sul bilinguismo con i bambini. Si dà ai bambini bilingui una serie di forme, quindi triangoli, quadrati, cerchi, di diversi colori, all'inizio tutti mischiati. E gli si dice all'inizio, mettete questi oggetti insieme sulla base della forma. Il che vuol dire che i bambini mettono tutti i triangoli insieme, poi tutti i cerchi e tutti i quadrati insieme. Per fare questo compito devono ignorare il colore, quindi il colore è irrilevante, devono concentrarsi sulla forma degli oggetti. Dopo un po' che fanno questa prima fase del compito, si rimettono tutti gli oggetti mischiati insieme e a questo punto gli si dice: organizzate, mettete insieme questi oggetti sulla base del colore.
Quindi a questo punto bisogna mettere tutti gli oggetti rossi insieme, tutti quelli verdi e tutti quelli blu. Quindi bisogna passare dal prestare attenzione alla forma e ignorare il colore, al prestare attenzione al colore e ignorare la forma. Quindi c'è un ritardo nel secondo compito perché il bambino si deve riadattare, deve rifocalizzare l'attenzione sul colore e non sulla forma. Ed è stato, viene dimostrato regolarmente che i bambini bilingui sono migliori dei bambini monolingui perché riescono a rifocalizzare l'attenzione e sono più veloci a passare dal primo al secondo compito. Quindi perché questi vantaggi? Uno dei motivi è che le due lingue nei bilingui, o le tre se ce ne sono più di due, sono sempre attive, nel senso che i bilingui devono sempre escludere la lingua o le lingue che non stanno parlando. Quando ne parlano una, devono escludere l'altra. Quindi io in questo momento vi sto parlando in italiano e sto cercando di escludere l'inglese, che è l'altra lingua, una delle lingue che parlo regolarmente. Quindi questa ginnastica mentale che viene fatta in continuazione dai bilingui viene estesa anche al di fuori del dominio linguistico. Quindi adesso ho parlato prima della distinzione tra scienza e fantascienza. Un po' di fantascienza per vedere come questi risultati a volte non vengono compresi. Un fraintendimento comune è che allora i bambini bilingui sono più intelligenti, no? Diventano come dei piccoli geni se gli si dà più di una lingua. In realtà non stiamo parlando di intelligenza, stiamo parlando di se vogliamo, una marcia in più che dà ai bambini e poi anche agli adulti, come vedremo, un vantaggio in molte situazioni, ma non in modo automatico. Non stiamo parlando di intelligenza in quanto tale. Non stiamo parlando neanche di benefici completamente automatici, quindi ogni volta che ci sono due lingue, i bambini bilingui immediatamente hanno questi vantaggi. In realtà i benefici non si riscontrano in tutti i casi, perché il bilinguismo non è una variabile categorica, non è che uno o è bilingue o non è bilingue, perché ci sono molti fattori importanti che possono avere un ruolo e cambiare la situazione e rendere la situazione più favorevole all'emergenza di questi vantaggi rispetto ad altre. Quindi quali sono questi fattori che vanno tenuti in considerazione? Uno, per esempio, è i diversi modi di esposizione e di uso delle lingue. Quindi se le due lingue siano completamente separate, per esempio, una lingua viene parlata solo a casa e l'altra lingua viene parlata solo fuori di casa. Oppure la frequenza del passaggio da una lingua all'altra. Ci sono comunità bilingui, completamente bilingui, dove entrambe le lingue vengono usate in tutte le situazioni. Quindi il tipo di situazione in cui un bambino bilingue cresce, o anche un adulto si trova ad essere, è uno dei fattori importanti. Quello che è anche importante è sentire usare la lingua da diversi parlanti, quindi avere una comunità intorno è importante, piuttosto che avere solamente un genitore o anche due genitori che parlano la lingua, ma nessun altro, perché sentire la lingua parlata da diverse persone, quindi parlata in modo diverso da diverse persone, che questo è completamente normale, aiuta il bambino a capire quello che è possibile e quello che non è possibile nella lingua. Quindi questa è, chiamiamola l'esposizione alla variazione normale nell'uso della lingua. Quindi avere anche una mini comunità intorno aiuta il bambino a percepire questa variazione normale. Ed è fondamentale che il bambino apprezzi il bilinguismo e apprezzi entrambe le lingue, che quindi percepisca che entrambe le lingue siano apprezzate sia dalla famiglia che dalla comunità. Ed è anche importante che il bambino si renda conto che entrambe le lingue si possono usare in tutte le situazioni, quindi entrambe le lingue sono equivalenti come strumenti di comunicazione, quindi si può dire di tutto in entrambe le lingue, si possono usare entrambe le lingue per qualsiasi tipo di messaggio.
torneremo a questo, la percezione delle lingue fra pochi minuti. Imparare le lingue da adulti è anche importante, può dare benefici, non darò molti dettagli, noi facciamo molta ricerca anche sull'apprendimento linguistico adulto, ma solamente per dire che anche se si comincia una lingua da adulti è possibile raggiungere livelli molto alti in una seconda lingua, quindi non è necessario essere un bambino per imparare una lingua bene. Ovviamente un bambino ha più tempo davanti a sé per perfezionare la lingua, per praticare la lingua e il bilinguismo, di quanto possa averne un adulto, soprattutto un adulto in età più avanzata. Ma sappiamo che il cervello è ricettivo e flessibile a tutte le età, anche in età più avanzata, e questa è una scoperta degli ultimi 30 anni, 30-40 anni, che il cervello mantiene un livello di flessibilità molto elevato, un livello di plasticità molto elevato nel corso della vita, quindi non solamente in età più giovane. Ed è stato dimostrato che il bilinguismo può ritardare i processi di invecchiamento, sia normale che patologico, nella terza età, e quindi può ritardare il declino normale di certe facoltà cognitive come memoria, capacità di attenzione. Tutti possiamo compensare nella terza età con svariate attività a questo declino normale, e il bilinguismo è uno dei modi in cui si può compensare a questo processo di invecchiamento normale. In alcuni casi di demenza senile, quindi invecchiamento patologico, è stato dimostrato che il bilinguismo può ritardare la comparsa dei primi sintomi di circa 4 o 5 anni, quindi 4 o 5 anni di vita più indipendente nelle persone anziane che purtroppo si ammalano di alcuni tipi di demenza. Ancora un po' di fantascienza, un altro fraintendimento comune: allora ai bilingui non viene l'Alzheimer? Beh no, il bilinguismo, come abbiamo detto, può ritardare la comparsa dei primi sintomi, ma ovviamente non può prevenire queste malattie. Allora il bilinguismo è una risorsa cognitiva che non è l'unica, può essere comparabile anche al saper suonare uno strumento, per esempio, a imparare a leggere la musica, o anche altre attività sia fisiche che cognitive che possono avere un ruolo simile. Il messaggio fondamentale è che non importa quali lingue, come abbiamo detto all'inizio, conta il fatto di avere più lingue nel cervello. Non ci sono lingue utili o inutili dal punto di vista cognitivo. E questo ha conseguenze molto importanti per le famiglie, per le classi multilingue, per i bambini immigrati, per le lingue minoritarie regionali, per gli amministratori e per i politici, e per come insegnare e imparare le lingue nelle scuole. Il bilinguismo in famiglia è un impegno perché bisogna dare al bambino abbastanza esposizione a entrambe le lingue. Non è abbastanza, non è sufficiente essere parlanti di lingue diverse se il bambino non le sente abbastanza. Come abbiamo detto, creare una mini comunità è importante, quindi creare la possibilità per il bambino di sentire la lingua da più persone e trasmettere messaggi positivi al bambino sul proprio bilinguismo e sulle lingue. Il bilinguismo e immigrazione: gli immigrati spesso pensano di dover abbandonare la loro lingua di origine per aiutare il bambino a inserirsi nella nuova società e a imparare la nuova lingua. In realtà questo non è necessario, non solo non è necessario, ma compromette anche la comunicazione in famiglia, e quindi mantenere la prima lingua è un vantaggio sia per i bambini che per i genitori. Per i bambini perché dà loro i vantaggi del bilinguismo, per i genitori perché mantiene una comunicazione funzionale dal punto di vista anche emotivo. E quindi le classi multilingue sono un'opportunità di scambio e di apertura mentale anche. E le famiglie devono sapere che l'integrazione linguistica, come ho detto, è possibile senza eliminare la prima lingua, e infatti l'integrazione può trarre beneficio dal mantenimento di questa lingua.
I disturbi del linguaggio sono un'altra area complessa, perché alcuni tipi di disturbo del linguaggio hanno sintomi che somigliano agli stadi di apprendimento bilingue, e quindi è importante per le persone in ambiente medico, quindi logopedisti per esempio, sapere abbastanza del bilinguismo in modo tale da evitare diagnosi errate, quindi diagnosi errate di un disturbo inesistente, per esempio, oppure anche mancata diagnosi di un disturbo esistente, perché ci sono delle differenze da tenere in considerazione. L'imparare una lingua a scuola, e anche questo è interessante, perché in genere l'altro pregiudizio è che il cervello del bambino è come una spugna, e quindi gli si dà un'ora di insegnamento della lingua alla settimana, e il bambino assorbe la lingua come se il loro cervello fosse una spugna. In realtà non è proprio così, perché un bambino non è avvantaggiato se mancano per esempio input sufficiente, quindi il bambino, come dicevamo prima, deve sentire abbastanza la lingua in modo sufficiente, se manca la motivazione, e quindi per imparare la lingua, se il bambino non si sente attratto o motivato, e se manca la varietà di parlanti. Quindi essere un bambino di per sé stesso non è un vantaggio, cioè quindi essere più giovane non è un vantaggio se mancano queste caratteristiche. E quindi imparare una lingua a scuola vuol dire essere consapevoli che i bambini imparano in modo diverso man mano che crescono, quindi un bambino di 6 anni non impara nello stesso modo di un bambino di 10 anni, perché c'è il cervello tra l'età di 6 anni e quella di 10 cambia in modo considerevole dal punto di vista cognitivo, linguistico, culturale, eccetera. Quindi un'ora alla settimana in genere non è sufficiente, ed è questo che purtroppo è la regola in molti paesi, incluso il Regno Unito dove vivo io. È importante che gli insegnanti siano informati sul bilinguismo fin dall'inizio della loro formazione da insegnanti, ed è importante che i genitori siano anche loro informati, perché i genitori devono offrire un sostegno consapevole al bambino, devono sostenere l'apprendimento linguistico del proprio figlio in modo informato. Quindi adesso guardiamo le lingue minoritarie, il bilinguismo e le lingue minoritarie. Il bilinguismo è essenziale per la trasmissione della lingua. Abbiamo detto che la stragrande maggioranza delle lingue sono lingue minoritarie. Lingue minoritarie che convivono con una lingua, un'altra lingua, una lingua di maggioranza. Quindi il bilinguismo è la condizione normale, diciamo, per la trasmissione di molte lingue da una generazione all'altra. Ricordiamoci che se una lingua non viene trasmessa da una generazione all'altra, quella lingua scompare, e questo è il destino di molte lingue di minoranza che per un motivo o per l'altro non vengono più trasmesse, non vengono più parlate alla generazione successiva, e quindi la lingua si estingue. Ma dobbiamo anche essere consapevoli che imparare le lingue minoritarie può dare ai bambini i vantaggi del bilinguismo. E ci sono, non voglio andare nei dettagli, ma ci sono già molti risultati, guarderemo quelli specifici sul sardo e l'italiano e sul gaelico e l'inglese, ma ci sono molti altri risultati, non tutti convergono sull'esistenza dei benefici cognitivi in tutte le lingue minoritarie, ma nella stragrande maggioranza sì, come si può vedere da questa lista. Catalano-spagnolo, greco-cipriota e greco, frisone olandese, gaelico-inglese, come vedremo sardo-italiano, ma non tanto in un contesto basco-spagnolo o in un contesto gallese-inglese. Allora, per il gaelico scozzese abbiamo fatto molti studi. Per esempio, questo studio ci siamo concentrati su un confronto tra bambini bilingue che andavano in istruzione in gaelico, perché qui in Scozia ci sono scuole che insegnano tutto in gaelico, quindi il gaelico è la lingua veicolare, e li abbiamo confrontati con monolingui scozzesi in scuole dove tutto viene insegnato in inglese, che sono la maggioranza.
e abbiamo dato dei test cognitivi, 3 test cognitivi, e abbiamo scoperto che i risultati nei bambini bilingui sono superiori ai monolingui, non in tutti e 3, ma in uno dei test. Negli altri 2 non ci sono differenze tra monolingui e bilingui. Ci sono risultati simili. Quindi questo dimostra che le differenze non sono sempre riscontrate, ma quando ci sono tendono a essere in favore dei bambini bilingui. E questa è una generalizzazione che possiamo fare sulla base di numerosi studi. Quindi non sempre si trovano differenze, quando si trovano differenze tendono a essere in favore dei bilingui. E il sardo, abbiamo fatto ricerche sul sardo qualche anno fa, e ricordiamoci dei pregiudizi comuni che non si applicano solamente al sardo, ma si applicano ad altre lingue minoritarie. Questo è un pregiudizio che abbiamo sentito in numerosi luoghi della Sardegna: bambino che parla sardo non parla bene l'italiano, che è interessante visto che l'Italia usa l'inglese in modo molto superiore ad altri paesi e introduce l'inglese nel linguaggio generale, nel linguaggio della stampa, per esempio, della politica, e si sentono termini come spending review, stepchild adoption, Jobs Act, e quindi voglio dire, l'italiano non ha nessun problema a usare l'inglese, perché l'inglese è una lingua prestigiosa, però ci sono problemi nei confronti delle lingue minoritarie. Uno dei nostri studi che abbiamo fatto sui bambini nel nuorese, in prima e seconda elementare, abbiamo testato 40 bambini bilingui in italiano e sardo e 45 bambini monolingui in italiano. E abbiamo dato una serie di test cognitivi, di nuovo i soliti test che si danno nella ricerca, verbali e non verbali, e anche test linguistici, perché volevamo verificare questo pregiudizio, questo fatto che un bambino che parla sardo non parla bene l'italiano. Questo era un test di comprensione standardizzato che viene usato ampiamente nella ricerca, e che testa la comprensione dell'italiano, frasi di diversa complessità dell'italiano. E cosa, scusate, qui c'è una... sì, cioè l'ordine delle slide non è perfetto, ma comunque, come vedremo fra poco, abbiamo riscontrato che nei bambini in genere non ci sono differenze tra bambini bilingue e bambini monolingui nei confronti, nella comprensione dell'italiano, quindi al contrario del pregiudizio, e che i bambini bilingui in effetti hanno una comprensione più raffinata delle frasi più complesse in italiano. Quindi di nuovo in genere non c'è una distinzione, ma quando c'è è in favore dei bilingui più grandi. Quindi ricordatevi che avevamo 2 età diverse e i bambini più grandi, a livello dei bambini più giovani, più piccoli, non abbiamo trovato differenze. Questa differenza si trova nei bambini più grandi. C'è stato uno studio famoso che ha confrontato i bambini sardi che parlano sardo e italiano con i bambini bilingui che parlano gaelico e inglese. E di nuovo sulla base di test di ragionamento non verbale, test di memoria e test verbali linguistici. E hanno trovato che i bambini bilingui, tutti i bambini bilingui fanno meglio dei bambini monolingui, soprattutto nei test cognitivi, ma i bilingui gaelico-italiano fanno meglio, hanno risultati superiori rispetto ai bilingui sardo-italiano. E non avendo nessuna prova rispetto a questa cosa, ma gli autori avanzano l'ipotesi che i punteggi più alti nei bilingui gaelico-inglesi siano dovuti al fatto che esista l'istruzione in gaelico in Scozia.
cosa che ovviamente non esiste, senz'altro non esiste con la stessa diffusione nei confronti del sardo in Sardegna. Quindi l'esistenza dell'istruzione in gaelico ha un effetto positivo sull'emergenza di questi vantaggi cognitivi. Abbiamo fatto anche uno studio sui bilingui adulti, quindi bilingui che sono cresciuti con l'italiano e il sardo e sono stati testati in età adulta. Abbiamo confrontato di nuovo bilingui adulti italiano, bilingui italiano-sardo e monolingui italiani di età comparabili a diversi livelli di istruzione. E abbiamo trovato che non c'era nessuna differenza tra bilingui e monolingui per test cognitivi di controllo dell'attenzione, ma i bilingui sono superiori ai monolingui per i test di memoria. Per i test di italiano, interessante che ci sono differenze a favore dei bilingui, ma solo a livelli più bassi di istruzione. Quindi a livello più basso di istruzione il bilinguismo sembra avere un effetto favorevole rispetto alla comprensione dell'italiano. A livelli più alti di istruzione questa differenza non è visibile. Quindi un vantaggio dei bilingui che compensa, diciamo, il livello più basso di istruzione. In Scozia abbiamo fatto anche una ricerca recente, appena pubblicata, sui cosiddetti parlanti nuovi del gaelico. Questa è un'idea interessante perché l'esistenza dell'istruzione in gaelico ha reso possibile l'emergenza di cosiddetti parlanti nuovi del gaelico, quindi parlanti non nativi, parlanti che non vengono da famiglie gaeliche, dove si parla il gaelico, però hanno imparato il gaelico attraverso il sistema di istruzione. E abbiamo trovato di nuovo nessuna differenza tra parlanti nativi quindi provenienti da famiglie dove si parla gaelico, e parlanti nuovi parlanti, rispetto alla conoscenza dell'inglese e rispetto dei test cognitivi. Quindi questi parlanti imparano il gaelico molto bene, non compromette la conoscenza dell'inglese assolutamente e fanno bene nei test cognitivi. Ma quello, la caratteristica interessante che stiamo per pubblicare ha a che fare con le attitudini, quindi le attitudini o gli atteggiamenti più o meno positivi rispetto al gaelico. In generale, in questi parlanti nuovi del gaelico non c'è nessun pregiudizio, ovviamente usano il gaelico come lingua di istruzione, come lingua veicolare, lo imparano molto bene, però l'inglese è considerato più attraente. L'inglese fa parte della loro vita in un modo che il gaelico non fa parte della loro vita. Il gaelico viene visto come lingua colta, la lingua della scuola, ma non è la lingua che fa parte della loro vita. Quindi, visto che il governo scozzese incoraggia l'istruzione in gaelico anche come modo di formare nuovi parlanti, quindi di aumentare la comunità dei parlanti di gaelico, in modo tale che la trasmissione della lingua alla prossima generazione diventi più probabile. Quindi se questi nuovi parlanti la funzione di questi nuovi parlanti è anche la trasmissione della lingua alla prossima generazione, bisogna chiedersi se effettivamente trasmetteranno la lingua ai loro figli quando arriva il momento, perché se il gaelico non fa parte della loro vita di persone giovani e se l'inglese è la lingua che fa parte della loro vita, quindi bisogna vedere se quando arriva il momento questi parlanti decideranno di parlare la lingua ai loro figli. In effetti abbiamo fatto anche un altro studio sul bilinguismo con le lingue minoritarie e con le lingue di immigrazione dal punto di vista dei bambini, cioè volevamo veramente vedere come i bambini percepiscono il loro essere bilingue con queste lingue. I bambini normalmente non vengono considerati, l'opinione dei bambini non viene considerata nella ricerca scientifica, ma in questo studio abbiamo acquisito dati qualitativi e quantitativi sulla percezione
dei bambini nei confronti delle altre lingue. E abbiamo visto che l'importanza delle attitudini positive, quindi i bambini con i punteggi più alti nei test cognitivi, per esempio, sono quelli che frequentano la scuola gaelica, provengono da famiglie dove si parla il gaelico e hanno una percezione positiva del gaelico. Questo vale anche per i bambini bilingui con lingue di immigrazione. Quindi c'è una correlazione molto evidente tra attitudini positive in famiglia e nelle scuole e nella società e i vantaggi cognitivi del bilinguismo. Quindi le attitudini positive sono senz'altro un fattore che può rendere visibili questi vantaggi cognitivi del bilinguismo. E l'ultima cosa di cui vorrei parlare è il fatto che è normale per le lingue il cambiamento. Il cambiamento è del tutto normale, soprattutto le lingue vive, le lingue non come il latino ovviamente, ma una lingua viva a contatto con una con l'altra provoca dei cambiamenti in entrambe le direzioni. Quindi per esempio in una comunità gaelico-inglese non è solamente l'inglese che cambia, ma anche il gaelico cambia, quindi il tipo di inglese che viene parlato qui non è lo stesso dell'inglese parlato in altre zone. Questo non è un processo di contaminazione, è un processo assolutamente naturale. Ma perché è importante? È importante perché spesso c'è questa percezione negativa del bilinguismo come fattore che rovina la lingua in entrambe le direzioni. Quindi il bambino sardofono non parla bene l'italiano, il bambino che parla il gaelico non parla bene l'inglese. Questo non è vero, ma anche nei confronti della lingua minoritaria. Spesso c'è questa volontà di mantenere la lingua minoritaria come veniva parlata un tempo, come veniva parlata 2 generazioni fa, e quindi celebrare una lingua che non esiste più. Perché è normale che c'è questo cambiamento linguistico nelle comunità bilingui? Beh, ci sono dei fattori normali, ci sono comunità più ridotte, c'è un'esposizione più ridotta alla variazione normale di cui parlavamo prima tra i parlanti, ci sono parlanti che parlano tra di loro e quindi c'è un allineamento, questo è un fenomeno molto conosciuto in linguistica, i parlanti tendono a copiarsi uno con l'altro, si allineano quando interagiscono uno con l'altro e quindi parlanti della lingua minoritaria, parlanti della lingua di maggioranza, parlando insieme tendono ad allinearsi l'uno con l'altro. E quindi quando questi parlanti parlano la lingua ai loro figli, quando arriva il momento, i bambini regolarizzano la variazione. Quindi se i bambini sentono la lingua spesso, allora regolarizzano la variazione e quello è un passo nella direzione del cambiamento linguistico, nella direzione del cambiamento grammaticale nel corso del tempo, che è normale in tutte le lingue vive. Quando quel cambiamento smette vuol dire che la lingua è morta e non cambia più. Quindi bisogna capire che non si può celebrare la lingua dei nostri nonni o dei nostri bisnonni, bisogna accettare che una lingua viva cambi anche come risultato della convivenza con un'altra lingua e questo è assolutamente normale. E questo va compreso a livello di politica linguistica, perché spesso ci accorgiamo che le politiche linguistiche non sono ben connesse con le comunità dei parlanti. Quindi questa connessione è fondamentale perché, come abbiamo detto, una cosa è avere delle politiche linguistiche molto accorte nei confronti delle lingue minoritarie, ma quello che è fondamentale è la trasmissione della lingua da una generazione all'altra. Quindi se queste politiche non raggiungono le comunità dei parlanti che sono responsabili per questa trasmissione, la lingua non viene aiutata nel corso per la trasmissione nel corso del tempo. Quindi il bilinguismo in tutte le lingue è un investimento per la vita, in qualsiasi combinazione di lingue, dà dei benefici linguistici, cognitivi, culturali a tutte le età.
E quindi si possono cambiare gli atteggiamenti verso il bilinguismo attraverso la diffusione di una corretta informazione, sia sui vantaggi che abbiamo visto, che sulle possibili difficoltà, che ci sono anche queste. Però l'idea è che se si capiscono, se si comprendono le radici delle difficoltà, allora è possibile affrontare le difficoltà e risolvere i problemi. Ed è questo che cerchiamo di fare col centro Bilingualism Matters, che è molto rinomato in Scozia, soprattutto abbiamo molte attività nella comunità scozzese, ma abbiamo anche numerose filiali in Europa, abbiamo una rete internazionale molto vasta in 3 continenti, abbiamo anche 3 filiali in Italia, ne avevamo una anche in Sardegna, speriamo di poterla riprendere in futuro, e noi ci occupiamo proprio di trasmissione di informazione basata sulla ricerca in diverse aree, quindi l'apprendimento delle lingue nell'arco della vita, il bilinguismo nell'immigrazione, il bilinguismo nelle lingue di minoranza regionali, il bilinguismo in condizioni atipiche. Facciamo ricerca perché questo è la nostra principale occupazione, facciamo ricerca finanziata da tutta una serie di enti e di associazioni in diversi paesi, e abbiamo una serie di collaborazioni con governi, con associazioni culturali, con compagnie, con società e diversi tipi di partenariati che ci consentono di fare ricerca informata. Vorrei segnalare questo libro di cui sono una coautrice, Il cervello bilingue, che è stato pubblicato in Italia quest'anno ed è disponibile, e questi sono i nostri i modi per contattarci e per darci eventuali commenti, suggerimenti e idee. Vi ringrazio.